Buongiorno, benvenuti al Focus TG, siamo in onda in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, giornata importantissima non solo per il Veneto ma per tutta Italia perché arrivano grandi cambiamenti per quanto riguarda le limitazioni, il decreto legge addirittura entrerà in vigore praticamente subito perché possiamo dire che oggi è l'ultimo giorno con il coprifuoco alle 22. Se ne va in un modo davvero rapido, quasi inaspettato possiamo dire, visto il tira e molla che c'era stato tra governo, regioni, le grandi differenze di vedute su questo argomento. Invece il governo ha deciso, oggi è l'ultimo giorno con il coprifuoco alle 22, domani si parte con il coprifuoco che comunque non è graditissimo diciamo da tutti, però insomma non si dovrà più rientrare a casa alle 22. Le 23 dà già un'altra prospettiva, permette alle attività ristorative di respirare un po', perché una cosa è chiudere e dover mandare via i clienti in modo tale che alle 10 si sia tutti a casa, un'altra cosa è parlarne entro le 23. Ovvio che per la montagna veneta e vicentina in particolare non è che cambi molto perché il clima è quello che è, quindi per chi volesse mangiare fuori in questo momento ci sono sempre quei 7, 8, 10, 11 gradi che potrebbero non essere simpaticissimi per una cena all'aperto. C'è da dire però che fra poco, ma poi le leggiamo tutte insieme, cambia anche per la ristorazione, si potrà mangiare all'interno dei locali, si potrà consumare all'interno, quindi cambiamenti davvero importanti. Abbiamo tutta la puntata per parlare di questi cambiamenti, però noi adesso andiamo al volo a Padova dove c'è la nostra Chiara Gaiani che ci aspetta per il primo collegamento di giornata, fatto proprio al volo dall'interno della redazione perché oggi è una giornata davvero campale a Padova, tantissime notizie da rincorrere, quindi facciamo un collegamento volante, dicevamo, delle volte da Padova vediamo Prato della Valle, il centro, il Palazzo della Ragione, il Salon. Oggi vediamo Chiara Gaiani all'interno della redazione perché, dicevamo, giornata impegnativa. Buongiorno Chiara, ti rubiamo poco tempo. Quali sono le notizie da Padova? Buongiorno Ferdinando e buongiorno a tutti i telespettatori. Peraltro il collegamento dall'esterno ce l'avrete nel proseguo di Focus con le colleghe che sono in giro a raccogliere notizie. Io invece sto sentendo l'aggiornamento che è partito proprio poc'anzi dell'azienda ospedaliera di Padova, che speriamo ci dia buone notizie che comunque arrivano dal fronte dei contagi, a partire dal fatto che ci sono 14 comuni nel Padovano che sono Covid free, dove da circa una settimana non si registrano nuovi casi di positività, e il bollettino delle 17 della regione raccontava per Padova 15 nuovi casi alle 17 di ieri, quindi davvero un numero molto basso. Le vaccinazioni continuano, sono in arrivo anche dosi di Johnson & Johnson per quanto riguarda gli ultra sessantenni, sono attese 9.000 dosi, quindi buone notizie. Padova ovviamente si è risvegliata con le buone notizie che arrivavano sul fronte dell'apertura ed è proprio in questo senso che poi le colleghe vi aggiorneranno. Siamo andati a sentire proprio gli umori e le grandi speranze che ci sono in città, ma vi vorrei dare due flash di cronaca. Il primo che arriva dalla Guardia di Finanza di Cittadella perché è stata portata a termine in queste ore un'operazione molto importante, sono 11 soggetti fermati, tutti di etnia Sinti, che da oltre 2 anni ricattavano un sacerdote raccontandogli delle bugie, raccontandogli drammi familiari, incidenti, problemi economici. Questa banda insomma di Sinti era riuscita a estorcere a questo sacerdote, presidente di un'associazione di volontariato, 370.000 euro, e pensate, in 2 anni, dal 2018 al 2020, gli aveva fatto 14.000 telefonate, fino a che, esasperato, l'anziano sacerdote, che peraltro non era più il presidente di questa associazione, si è rivolto alla Guardia di Finanza, che ha fermato in queste ore 11 persone, ma i dettagli ve li daremo nel TG di questa sera. Ultimissima notizia: c'è un cambio alla prefettura di Padova, il prefetto Renato Franceschelli, che ci ha accompagnato in tutto questo periodo di emergenza a Padova da 4 anni, lascia la città per andare a Genova. Al suo posto arriverà Raffaele Grassi, che attualmente è prefetto di Foggia. Di questo abbiamo già delle immagini che faremo vedere una volta finito il collegamento con la regia poi di Fabio Verin. Chiara, allora, intanto abbiamo capito un'infarinatura di quello di cui si parlerà nei telegiornali questa sera. Al volo, perché non vogliamo rubarvi troppo tempo, che aria tira a Padova secondo te con queste novità anche un po' inaspettate come tempistica?
Ma io credo ci sia veramente una grande soddisfazione da parte di molti, soprattutto di categorie economiche che hanno sofferto, dai ristoratori, dalle palestre, dalle categorie del fitness. I dati tra l'altro che arrivano sul fronte dei contagi sono davvero molto positivi, quindi c'è davvero voglia di ripartire e stavolta speriamo di essere sulla strada giusta. Speriamo proprio di non dover commentare un'altra volta chiusure, problemi e grane di vario genere, di dover commentare una riapertura generalizzata, naturalmente commisurata a quelli che sono i dati dell'emergenza coronavirus, i vaccini, però vediamo che non abbiamo ancora i dati di oggi, ma ormai sono impicchiate i grafici e non stanno risentendo nemmeno di quelle che sono le riaperture di fine aprile del 1° maggio, quindi c'è di che sperare. Chiara, grazie per questo collegamento, ti ringraziamo per le informazioni. Se ci saranno notizie importanti da Padova, non esitate a richiamarci in qualsiasi momento, le daremo in diretta come sempre. Buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro. Torniamo in studio. Allora, questo era un collegamento dall'interno verso la fine del nostro telegiornale, quindi state con noi perché avremo un collegamento da Padova, centro storico, per sentire che aria tira in una delle città dal punto di vista commerciale più importanti del Veneto. Fra poco noi saremo collegati anche con Venezia perché c'è un'importante novità nella questione che riguarda il fotovoltaico a terra, perché un'importante associazione di categoria, dei coltivatori, quindi del settore primario, ha portato al Consiglio regionale del Veneto migliaia di firme per chiedere l'attivazione di una legge che disciplini in modo serio e rigido il fotovoltaico a terra, che, lo ricordiamo, secondo alcune interpretazioni potrebbe creare gravi problemi al comparto primario di una regione che insomma ha nell'agricoltura il proprio DNA e che vorrebbe guardare al futuro anche con questo DNA. Quindi fra poco saremo collegati con Palazzo Ferrofini e cercheremo di capire che cosa è successo oggi. Diamo invece un'occhiata, allora poi sarà un po' il fil rouge della nostra informazione, a quelle che sono i cambiamenti di cui parlavamo all'inizio del nostro TG. Allora, dicevamo, coprifuoco alle 23 dal 19 di maggio, quindi da domani si potrà rimanere fuori fino alle 23, poi a mezzanotte dal 7 giugno e eliminazione completa del coprifuoco a partire dal 21 giugno e anche qui sono informazioni davvero importanti perché vuol dire che poi l'estate dovrebbe essere libera. Naturalmente le regole saranno valide in zona gialla, mentre nelle regioni che accederanno in fascia bianca l'unico obbligo riguarderà la mascherina e il distanziamento. Il Veneto, lo sappiamo, sta puntando decisamente alla fascia bianca, potrebbe, secondo alcune indiscrezioni, entrarci anche molto molto presto, quindi potrebbe essere è brutto dire liberi tutti perché da sempre ci dicono attenzione, non è un liberi tutti, potrebbe essere questa volta quasi una riapertura totale. Vedremo che cosa succederà. Altra situazione, matrimoni, sono molti a chiederci informazioni sul cosiddetto wedding perché ne sono stati rinviati davvero tantissimi in questi ultimi mesi. E i matrimoni possono essere organizzati dal 15 giugno sia all'aperto e al chiuso, ma gli invitati dovranno avere la certificazione verde per la vaccinazione oppure aver avuto il Covid ed essere guariti oppure un tampone con esito negativo. Dicevamo, bar si potrà consumare al bancone, quindi nei bar dal 1° giugno. È anche qui una notizia molto attesa. Noi stiamo vedendo immagini di bar che magari stanno un po' soffrendo queste restrizioni. Dal 1° giugno si può consumare al bancone. Ristoranti dal 1° giugno riaprono i ristoranti al chiuso con consumo al tavolo, sicuramente per il pranzo, e vedremo poi cosa dirà questo decreto anche per la cena, pare. Gli impianti da sci, però questa è una cosa che al momento non riguarda gran parte della montagna veneta, riaprono dal 22 di maggio e ci sono centri commerciali, anche i centri commerciali dal 22 di maggio potranno rimanere aperti anche nei giorni festivi e prefestivi. Ricordiamo che quella situazione cercata e voluta finora è quella di centri commerciali aperti solo con le categorie più importanti, quindi alimentari, quindi parafarmacie
e i negozi ritenuti essenziali. Noi rientriamo in studio dopo queste immagini che ci mostravano i locali veneziani. Sappiamo che Venezia ha sofferto moltissimo questa situazione con le chiusure, con le restrizioni, e restiamo a Venezia, ma ci andiamo in diretta perché a Palazzo Ferrofini, nel cortile nobile di Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto, ci aspetta Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, e Nicola Finco è con Chiara Bortolas, vice delegata nazionale di Donna Impresa di Coldiretti. Buongiorno a tutti, grazie per questo collegamento. E come mai Coldiretti è venuto a trovare il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto? Nando, mi senti? Sì, sentiamo bene. No, diciamo si è concluso da poco un evento qui a Palazzo Ferrofini, dove una delegazione di Coldiretti del Veneto, composta ovviamente dai vari presidenti e direttori, hanno consegnato al Consiglio regionale le oltre 24.000 firme che sono state raccolte in poche settimane per dire no al fotovoltaico sui terreni agricoli. So che è una battaglia che ne abbiamo già discusso anche nei vostri Focus TG, però diciamo che oggi abbiamo toccato con mano qual è anche la sensibilità dei veneti, che ovviamente va dagli agricoltori ma anche da semplici cittadini, dai tanti bambini che hanno disegnato oltre 3.500 disegni dove hanno rappresentato la loro idea di futuro, la loro idea di agricoltura. E quindi c'è stata un'opera di sensibilizzazione da parte di Coldiretti nei confronti di tutti i colleghi consiglieri, che nei prossimi mesi saranno chiamati ad esprimersi in merito ad una legge che noi ci auguriamo possa diventare un modello a livello non solamente regionale, ma un modello a livello nazionale. E come abbiamo già visto altre volte, spesso e volentieri le leggi che facciamo qui in Veneto poi ci vengono copiate anche dalle altre regioni. E comunque, se possibile, do la parola all'amica Chiara, che è qui con un faldone, uno dei tanti faldoni che ci hanno portato oggi qui in Consiglio regionale, che rappresenta il grande lavoro fatto in queste settimane. Prego, sentiamo l'ospite, anche perché è importantissimo questo passaggio. Introduco per i telespettatori che magari non sono a conoscenza di questo iter. Avevamo parlato più volte con Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale, della necessità di partire con un percorso per la creazione di una legge proprio per disciplinare la situazione legata al fotovoltaico a terra in Veneto. Abbiamo anche avuto, immagino che le firme portate oggi da Coldiretti al Consiglio regionale del Veneto ne siano una conferma, avevamo avuto tantissimi contatti da parte di telespettatori che supportano questa battaglia, che amando e volendo bene al tessuto del primario del Veneto dicono è giusto andare avanti su questa strada. Quindi apriamo le porte del nostro telegiornale anche a questa iniziativa, prego. Grazie mille. Oggi appunto come Coldiretti Veneto siamo venuti in Consiglio regionale, siamo stati ricevuti grazie a Nicola Finco, vicepresidente, per consegnargli appunto queste 25.000 firme e i 3.500 disegni che hanno composto i bambini di tutto il Veneto. Perché abbiamo fatto questa azione? Perché abbiamo voluto raccogliere quello che è stato un grido da parte delle mamme della provincia di Rovigo, dove sono a rischio 50 ettari di terreni su cui appunto si vuole fare un nuovo parco di pannelli fotovoltaici. Coldiretti non è contraria al fotovoltaico, siamo anche noi favorevoli alle nuove energie sostenibili, però pensiamo che ci siano aree più indicate dove si possono appunto mettere questi pannelli fotovoltaici, che possono essere i tetti delle aree industriali, le aree dismesse, le aree abbandonate. I terreni agricoli devono rimanere terreni agricoli. Noi come Coldiretti e come Donne Imprese in particolare abbiamo voluto coinvolgere anche i bambini, quindi con un'iniziativa dedicata alla scuola primaria abbiamo chiesto ai bambini di esprimere il loro parere, di come vogliono vedere il loro futuro, il loro ambiente, l'ambiente del Veneto del domani, del futuro. E i bambini si sono espressi in maniera molto chiara e quindi guardando quei disegni si capisce già che cosa vogliono come futuro questi bimbi. In più le firme che abbiamo raccolte non sono solo firme di agricoltori, sono firme di cittadini veneti che si sono avvicinati appunto ai nostri banchi per capire come mai
volevamo raccogliere queste firme e tutti sono d'accordo sul cercare di trovare delle energie rinnovabili e sostenibili, ma non a scapito del paesaggio e a scapito soprattutto dell'agricoltura. Chiedo a entrambi quanto potrebbe durare questo percorso. Naturalmente prima si fa meglio è, ma quando è che il Veneto potrà avere in mano una leva importante per superare questa situazione? Allora diciamo che c'è già un progetto di legge che è all'attenzione delle commissioni, però quello che noi stiamo lavorando proprio in queste settimane è a perfezionare quel progetto di legge in modo che non venga impugnato, perché spesso e volentieri, guarda caso, le leggi che fa il Veneto vengono sempre impugnate da parte del governo e quindi noi vogliamo fare un progetto di legge fatto bene, che non sia ovviamente impugnabile, che poi, come dicevo prima, diventi un modello a livello nazionale. Noi contiamo nel giro di qualche settimana di poter iniziare l'iter a livello consiliare e mi auguro prima della pausa estiva di poterlo licenziare, però ovviamente il Consiglio è sovrano, quindi ci vorrà un lavoro delle commissioni, la seconda commissione che è l'urbanistica e la commissione agricoltura e poi il passaggio ufficiale in Consiglio. Però c'è la buona volontà da parte delle componenti politiche, perché questa non è una battaglia di partito, è una battaglia di buonsenso, cioè di che cosa vogliamo lasciare alle future generazioni, se vogliamo lasciare distese di pannelli fotovoltaici oppure se magari vogliamo lasciare dei terreni vergini in modo che questo settore primario, che rappresenta uno dei punti di forza del Veneto, possa avere un futuro. Quindi da oggi, già da qualche settimana è iniziato un percorso, oggi ovviamente l'abbiamo tra virgolette benedetto e speriamo di vedere entro poco tempo una legge seria, fatta bene ed approvata da questo Consiglio. Immaginiamo che Coldiretti non se ne starà a guardare, ma con un po' di fiato sul collo sul Consiglio regionale del Veneto magari cercherà di dare una mano per velocizzare un po' questo iter. Sì, anche perché se fino ad oggi questa era una battaglia di Coldiretti Veneto, da oggi diventa una battaglia di Coldiretti a livello nazionale, perché come ricordava prima anche il vicepresidente Finco, spesso le leggi che vengono emanate in Veneto poi fanno scuola anche in tutta Italia e quindi anche da altri territori italiani ci si è resi conto della necessità di avere una legislatura chiara su questo argomento e quindi Coldiretti a livello nazionale raccoglierà le firme contro il fotovoltaico sui terreni agricoli. E noi di Rete Veneta seguiremo da vicino tutte le fasi di questo iter. Intanto ringraziamo Chiara Bortolas per questo collegamento, ringraziamo anche Nicola Finco, ma prima di lasciarlo andare, anche se sappiamo che la giornata è molto impegnativa, gli chiediamo un'opinione su queste improvvise riaperture. Se ne parlava, poi a un certo punto è arrivata la notizia via il coprifuoco, almeno gradualmente, però via il coprifuoco, ristoranti che in pochi giorni potranno servire all'interno, come se cambiasse decisamente qualcosa da oggi alle prossime 2 settimane. Insomma, c'è qualcuno che resta al palo, però per quasi tutti è una sorta di liberi tutti. Qual è la sua opinione, consigliere? Dico semplicemente finalmente, voglio dire, oggi penso che i dati lo dimostrino, io parlo del Veneto, comunque il Veneto è una delle regioni che sta andando verso la zona bianca, i dati sono tutti dati positivi e oggi quello che chiedono tutti è di poter riaprire, i protocolli ci sono, le sicurezze ci sono, la gente ha bisogno di lavorare, di dare da mangiare ai propri dipendenti e di, come possiamo dire, anche di smuovere un certo PIL a livello nazionale, perché non è che possiamo vivere di sussidi all'interno di questo paese. Quindi voglio dire, grandi sono gli investimenti che hanno fatto un po' tutte le categorie, quindi speriamo che quello che è il periodo che abbiamo vissuto sia l'ultimo periodo di restrizione di chiusure e che si possa con questa primavera, con questo inizio d'estate, ripartire alla grande in modo che tutti possano rivalutare un qualcosa che ormai non conoscevamo più, che è il diritto del lavoro, quindi anche la dignità legata al lavoro di ognuno di noi, che uno faccia l'agricoltore, che uno faccia il ristoratore, piuttosto che uno abbia una piscina o si occupi di qualsiasi altra cosa, però oggi sappiamo che per sentirsi soddisfatti nella vita bisogna avere un lavoro e vivere di ciò che ogni giorno ci si guadagna. Quindi speriamo che questo rappresenti veramente una ripartenza definitiva, di non assistere più a chiusure in futuro. Con questo augurio ringraziamo Chiara Bortolas di Coldiretti e Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto. Grazie per le informazioni, naturalmente ne parleremo nei nostri telegiornali. Buon lavoro e buona giornata a entrambi. Grazie a voi e buona giornata. Grazie mille e buona giornata a tutti.
Torniamo in studio, eravamo collegati, lo ricordiamo, con Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto, una ripresa dal cortile d'ingresso, dalla parte delle calli, diciamo, e non da quella del Canal Grande, perché ricordiamo che il Palazzo, sede del Consiglio Veneto, dà direttamente sul Canal Grande, di fronte quasi alla Chiesa della Salute, e abbiamo sentito la consegna, abbiamo visto praticamente la consegna di 25.000 firme, ci avevano parlato di 20.000, si vede che hanno fatto anche più di quello che pensavano di poter raccogliere, per questa legge sul fotovoltaico a terra, di cui anche Rete Veneta si sta occupando da qualche tempo. Vi racconteremo come proseguirà. Adesso noi continuiamo con la nostra informazione, perché ci sono arrivate, dovrebbero esserci arrivate da Padova anche le immagini riguardanti il prefetto Franceschelli che lascia la città. C'è stato un cambio della guardia in prefettura. Allora, Franceschelli è stato trasferito a Genova, il nuovo prefetto di Padova sarà Raffaele Grassi, che attualmente ricopre lo stesso incarico a Foggia. 61enne ferrarese, Grassi è in polizia fino al 2019, è stato anche questore di Reggio Calabria. La sua nomina è stata ratificata dal Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri su proposta del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Immediati gli auguri di buon lavoro da parte delle istituzioni cittadine che si sono unite ai saluti al prefetto Franceschelli per oltre un anno in prima linea nell'impegnativa gestione dell'emergenza coronavirus. Ricordiamo che Franceschelli effettivamente ha gestito a Padova una fase molto complicata, non che il suo successore si trovi di fronte a una situazione semplice, perché ci sarà da gestire quella che speriamo sia una ripartenza immediata delle attività di tutto il Veneto e quindi anche padovane. A Padova c'è stato anche un incentro in un appartamento in zona Madonna Pellegrina. Incendio poco prima delle 22 di lunedì sera in via Valvassori in zona Madonna Pellegrina a Padova. L'incendio è divampato probabilmente dal cortocircuito del motore esterno di un condizionatore posto sul terrazzino del quarto piano di un'abitazione. Le fiamme, visibili dalla strada, hanno allertato il quartiere. Il rogo è stato domato dalla proprietaria dell'appartamento. Sul posto i pompieri accorsi con un'autobotte, l'autoscala e un terzo mezzo che hanno solo constatato che non ci fossero danni. Allora, cominciamo a entrare un po' più nell'ambito emergenza coronavirus e andiamo a vedere per esempio come stanno riaprendo le case di riposo. All'IPAB di Vicenza sono state aperte le porte alle visite programmate naturalmente a parti parenti, e abbiamo anche la storia di Aida, ospite della residenza Salvi, che a 107 anni, ci dicono, riabbraccia il figlio. 270 incontri a settimana alle 3 IPAB di Vicenza, Trento, Salvi, Monte Crocetta per gli ospiti che vi soggiornano, anche se sotto restrizioni anti-Covid che hanno penalizzato le visite dei parenti. Da oggi l'apertura agli incontri di persona, come abbiamo documentato con la signora Aida, che ci ha detto la sua età. 107. Signora Aida, è tanto... 100 non si conta, è più 7. Vabbè. Da quanto tempo non abbracciava, non baciava suo figlio? Dice figlio, 5 ore, 7. 107 anni e non sentirli, con la gioia di chi finalmente è riuscito ad abbracciarla. È un cuore proprio che si apre. Ci hanno sempre fatto le videochiamate, ci hanno sempre... È diverso. Stati bravi, sì, certo. Visite di parenti dunque da oggi si cambia. Green Pass o tampone negativo al massimo 48 ore prima, non più di 2 cari se non conviventi, fra loro vi è ancora di più l'obbligo di distanziamento, mascherina, igienizzazione delle mani, patto di condivisione del rischio, ovvero mi impegno a rispettare tutte le norme ma condivido il fatto che vi è una diminuzione del livello di protezione dal contagio, mentre per i nuovi ospiti è stata eliminata la quarantena di 14 giorni per gli ospiti vaccinati e per gli ex positivi da meno di 6 mesi. Le new entry non vaccinate dovranno invece effettuare una quarantena di 10 giorni e sottoporsi quanto prima al vaccino. È stato emozionante vedere finalmente il primo abbraccio tra familiare ed ospite, e tra l'altro una signora di 107 anni e quindi ancora più significativo. Facciamo una breve pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo visto poco fa la consegna di 25.000 firme da parte di Coldiretti al Consiglio regionale del Veneto, nella persona del vicepresidente dell'Assemblea regionale Nicola Finco, per chiedere che arrivi prima possibile una legge regionale sul fotovoltaico a terra per combattere la nascita di campi fotovoltaici esagerati, possiamo dire, che potrebbero andare a influire negativamente sul futuro del comparto primario dell'agricoltura del Veneto, agricoltura veneta d'eccellenza, lo ricordiamo, e quindi una scelta per il futuro. Ne parleremo di sicuro nell'ambito dei nostri telegiornali. Adesso entriamo in fascia, la famosa fascia Zaia, perché a quest'ora di solito c'è la conferenza stampa del governatore. Noi in attesa di novità anche da Venezia per capire se arriveranno dichiarazioni del Presidente su queste riaperture che sono arrivate dal governo quasi un po' inaspettate. Vediamo il riassunto delle puntate precedenti, quindi sentiamo che cosa aveva auspicato Zaia nell'ultima conferenza stampa. Domani vi facciamo una sorpresa, dal 9 al 16 di giugno, ma li trovate domani, avremo 80.000 posti nuovi. Ulteriori posti disponibili per i cittadini dai 40 anni in su che non sono ancora riusciti a prenotare la vaccinazione, senza distinzione di classe d'età, che vanno ad aggiungersi ai 2.000 ancora a disposizione in queste ore. Al momento il 78% degli over 60, il 65% degli ultra cinquantenni e il 41% degli over 40 ha ricevuto una dose o è in attesa di farlo. L'appello è quindi quello di fissare la prima data utile a disposizione. Se non vediamo, ne parlavamo anche stamattina l'assessore, posti occupati, noi apriamo ulteriormente, vacciniamo tutti gli altri, il resto della popolazione che ha diritto di essere vaccinata. Giornate di vaccinazioni per i cittadini dai 16 ai 40 anni, sempre attraverso prenotazione sul portale. Intanto la Regione sta affrontando parallelamente un'altra questione in vista dell'estate. L'assessore sta tentando di chiudere anche il tema dei GREST, i centri estivi, di vaccinare gli operatori. Al via anche le vaccinazioni nelle aziende. Sono partiti anche quelli aziendali che vanno per classi di età, non per l'azienda, e hanno già 4.000 prenotati. Intanto a breve dovrebbe arrivare una circolare della dottoressa Russo sui richiami. Stabilisce che l'ultima settimana del richiamo, la famosa sesta settimana, per comprovati motivi può essere anticipata fino a 35 giorni, cioè i 42 possono diventare 35, impegni di lavoro, uno ha già fissato le vacanze. E a proposito di stagione estiva, nel pomeriggio riunione a livello nazionale per affrontare il tema delle dosi ai turisti con la proposta della Regione Veneto. Noi vogliamo fare le seconde dosi ai turisti non veneti. Sì. Sì, italiani. A dire la verità io ho anche detto, anche gli stranieri se vogliono gli troviamo una soluzione. E anche il Veneto guarda con attenzione alle decisioni della cabina di regia sul fronte riaperture e coprifuoco. Ho l'impressione che non sia l'alta stagione che ci preoccuperà, cioè il luglio, definiamola alta, il luglio-agosto, no? Ma che la vera perdita, se mai ce l'avremmo, sia nella fase iniziale della stagione estiva. Dicevamo, una delle notizie più attese per quanto riguarda le riaperture era quella per il settore del cosiddetto wedding, ovvero i matrimoni. E dal 15 di giugno matrimoni all'aperto e al chiuso, ma si parla di certificazione verde, il cosiddetto Green Pass. Proprio nelle scorse ore il settore, perché sappiamo che dietro a un comparto importante come quello del matrimonio lavorano moltissime persone, dai catering agli organizzatori, i vestiti, insomma sappiamo benissimo che cosa vuol dire organizzare un matrimonio dall'inizio alla fine, e chi vive di questo settore era sceso in piazza per chiedere più attenzione. Noi abbiamo bisogno di una data certa, immediata e il più presto possibile. Ci accontentiamo di giugno, siamo consapevoli che è già troppo tardi per la nostra stagione. Il nostro settore ha bisogno di una programmazione che richiede mesi per preparare un matrimonio, un evento, una festa.
E alla fine la tanto attesa ed invocata data certa è arrivata dalla cabina di regia del governo. Dal 15 giugno prossimo sarà possibile festeggiare matrimoni e cerimonie, ma con il Green Pass, che certifica l'avvenuta vaccinazione o tampone eseguito per ciascun partecipante. Un provvedimento che i rappresentanti locali del wedding avevano sollecitato anche ad Erika Stefani, il ministro vicentino, che oggi li aveva incontrati in veste ufficiale in prefettura. Assolutamente in veste ufficiale. Ovviamente, essendo vicentina, conosce bene il nostro territorio, conosce le strutture, le ville, il patrimonio artistico e culturale della nostra regione. È 14 mesi che non lavoriamo, quindi abbiamo bisogno di risposte certe. Possiamo ripartire con dei matrimoni in sicurezza. Una riapertura posticipata gradita, ma sofferta, che lascia irrisolte alcune contraddizioni. Una delle contraddizioni maggiori di questo momento è che gli eventi e i matrimoni sono vietati, ma attualmente nei ristoranti si può fare un ricevimento di nozze, anche la stessa comunione, cresima, quello che è, si può andare al ristorante a fare questo ricevimento. Quindi adesso ci sono dei lavoratori, secondo me, di serie A e di serie B. C'è un altro mese in cui ci sono delle persone che potranno lavorare, continuare a lavorare, delle persone che non lavoreranno per un altro mese. Allora, la vicenda, la situazione del Green Pass potrebbe complicare un po' questo percorso, però sappiamo che poi la necessità di avere un tampone oppure dover presentare un certificato medico con l'avvenuta guarigione dal Covid potrebbe aiutare questo settore. Ne sapremo di più sicuramente nelle prossime edizioni della nostra informazione. Noi adesso, con la regia di Fabio Verin, andiamo a vedere i dati della campagna vaccinale del Veneto che sono arrivati proprio pochi istanti fa in redazione. Allora, questi riguardano l'ultima giornata di vaccinazioni, quindi fino alla mezzanotte di ieri. Sono state somministrate in Veneto 26.000 dosi solo ieri. È un numero un po' in calo rispetto a quelli dei giorni precedenti, soprattutto delle settimane scorse, ma sappiamo che c'è qualche problema forse di approvvigionamento. Anche l'U7 Pedemontana ci ha fatto sapere stamattina che c'era qualche problema, soprattutto per la giornata odierna, quindi probabilmente è un momento in cui la macchina vaccinale del Veneto tira un po' il respiro, tira un po' il fiato, preparandosi al rush di metà maggio e poi di giugno con l'arrivo degli over 40. Totale comunque siamo a 2.338.479 e non è affatto male. Sono le prime dosi inoculate ieri, sono 16.224 per un totale di 1.642.000. I cicli completati sono 10.000 in più nella giornata di ieri, siamo a 696.283. Il Veneto ha somministrato il 95,6% delle dosi fornite. Sappiamo che il nuovo corso di questa campagna vaccinale è quello di non fare magazzino e quindi potrebbero essere agli sgoccioli alcune forniture. Ne sapremo di più nelle prossime ore. Questa sera ne parleremo anche nel TG Bassano. Allora, popolazione residente con almeno una dose siamo al 33,4%, 1.629.000, popolazione residente con il ciclo completato 677.000, ovvero 13,9% della popolazione. Un terzo dei veneti ha avuto la prima dose e siamo insomma al 13, quasi 14% per quanto riguarda la copertura completa, però gli over 80 con almeno una dose sono ormai 97,5%, non pensiamo sia fattibile pensare di arrivare al 100%, però già così è importante. 84% fascia over 70, 60-69 anni siamo al 70,8%, 50-59 anni siamo un po' indietro, siamo al 29,1%, ma i disabili con almeno una dose sono il 72,8%, i vulnerabili con almeno una dose sono il 69,8%. Potete vedere che effettivamente questa settimana non sta andando benissimo. Questa settimana, quella che stiamo vivendo è questa colonnina gialla, mentre la settimana scorsa siamo andati in linea con il periodo precedente. Diciamo che bisognerebbe mantenere almeno questa fascia che vedete qui in alto per poter arrivare prima possibile a un'immunità di gregge e alla copertura delle fasce più a rischio.
questo è il dato di tutte le aziende sanitarie del Veneto. Vediamo, c'è chi ormai ha superato 430.000 come Padova, c'è chi si sta avvicinando come Verona, la Marca ha già superato le 400.000 unità. Gli altri seguono o comunque corrono con le proprie possibilità a seconda del numero della popolazione. Torniamo in studio perché noi dovremmo riuscire a collegarci ora con la nostra redazione padovana li vediamo già in arrivo nel nostro monitor di servizio, dove Valentina Visentin e Luisa Bertini si stanno occupando delle ricadute immediate della notizia della riapertura di questo annullamento graduale del coprifuoco. Immaginiamo che Padova si sia svegliata quasi come la mattina di Natale oggi, anche se Natale non è. Valentina, come sta andando da quelle parti? Sì, buongiorno Ferdinando, siamo anche davanti a uno dei punti storici di Padova, il caffè Pedrocchi, proprio per parlare, come dicevi te, di queste riaperture, dell'allentamento del coprifuoco. Infatti con la collega Luisa Bertini abbiamo appena sondato gli umori dei padovani. Devo dire che tuttavia molti padovani hanno detto che questo allentamento progressivo del coprifuoco, quindi fino a partire dall'entrata in vigore del decreto, il coprifuoco passa alle 23, poi dal 7 giugno alle 24 e l'eliminazione finale il 21 di giugno, devo dire che questa cosa piace abbastanza ai padovani, che chiedono ancora prudenza, anche se diciamo che l'umore e la sensazione che si respira in città è veramente di un progressivo ritorno alla normalità. Si vede molta più gente passeggiare, quindi la città veramente piano piano sta ripartendo, complice anche questa giornata bellissima di sole. I tavolini dei plateatici sono pieni, si stanno preparando per il pranzo, quindi c'è una sostanziale positività, e questa volta positività veramente ha il valore il valore giusto, sensazione gradevole. Ecco. Certo. Valentina, vediamo che tra l'altro è anche una giornata gradevole dal punto di vista climatico, perché nei giorni scorsi si vedevano in giro persone ancora col piumino, magari leggero, però col piumino o qualche giacca un po' più pesante. Oggi invece ci sembra che Padova possa davvero guardare al futuro con una bella giornata. Tra l'altro siete davanti al Pedrocchi, che lo ricordiamo magari per i non padovani è uno degli edifici più belli e storici della città. Assolutamente sì, infatti abbiamo testato anche un po' l'umore dei ristoratori, visto che per loro ci sono novità in arrivo a partire dal 1° di giugno, che potranno tornare a somministrare pranzi e cene anche all'interno, e la consumazione anche al bancone, che diciamo per molte attività tipiche del centro storico di Padova, che magari hanno locali ristretti e poco spazio per i plateatici, questa è veramente una delle notizie tanto attese, perché lo vediamo in questi giorni con la possibilità che viene data dal governo di poter consumare i pranzi all'esterno. Tanti tavolini sono comparsi sotto i portici e lungo le strade, perché molti locali tipici del centro storico padovano non hanno molto plateatico e quindi si devono arrangiare con un paio di tavoli all'esterno. Il fatto che potranno riaprire a giugno anche all'interno, questo significa che veramente per tantissime attività padovane c'è un ritorno ad una sorta di normalità e soprattutto di guadagno, perché come ci hanno raccontato questi sono stati mesi davvero molto, molto difficili, non solo dal punto di vista economico, ma tanti ci hanno detto anche dal punto di vista psicologico. Valentina, allora diciamo che se tanti sono contenti, qualcuno discontento potrebbe anche esserci. Parliamo di, per esempio, sappiamo che alcuni settori, alcuni gestori di piscine non sono felici delle novità. Sappiamo che qualcuno è rimasto fuori, come le discoteche, locali simili, quindi è una buona notizia per tanti ma non per tutti. Abbiamo già qualche informazione da Padova su questo versante o ne parleremo magari nei prossimi giorni? Sì, no, ovviamente ne parleremo in maniera approfondita nei telegiornali serali, però con la collega Luisa Bertini nel giro che abbiamo fatto questa mattina, appunto, non solo siamo stati in centro storico per le attività di ristorazione, ma siamo stati anche
in una piscina, un titolare di una piscina e una palestra, che ha parlato un po' di riaperture ironiche, quasi con controsenso, perché ha detto riaprire le piscine al chiuso il 1° di luglio, quando la maggior parte delle attività si concentra all'aperto, e lasciarle aperte all'aperto in questi giorni che ancora le temperature non sono così confacenti non è veramente quello che si aspettavano, e per di più i ristori non hanno coperto questi mesi di completa inattività. Idem per le palestre, riaprire adesso a maggio, quando è il periodo tradizionalmente in cui gli abbonamenti in palestra hanno un calo fisiologico, perché le giornate appunto migliorano e le attività sportive si fanno all'aperto, quindi queste date non fanno piacere, perché comunque consente di riaprire, ma di certo non avranno quel ritorno economico che i gestori di palestre hanno perso in questi mesi, perché dicevano di fatto la piscina potrebbe essere considerata un luogo sicuro, viene igienizzata, nell'acqua c'è un'alta percentuale di cloro, quindi insomma a loro queste date non piacciono tantissimo. Allora, noi ringraziamo Valentina Visentin e Luisa Bertini per questo collegamento dal centro storico di Padova. Naturalmente, se ci sono altre novità importanti dalla città, non esitate a richiamarci. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro. Torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità. State con noi, perché fra un paio di minuti saremo collegati anche con il centro storico di Bassano del Grappa. Sì, un po' più su. Un po' più su. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo stati in collegamento poco fa con il caffè Pedrocchi, dove la nostra Valentina Visentin con Luisa Bertini ci hanno raccontato come si è svegliata Padova questa mattina. Padova, ricordiamo, città importantissima dal punto di vista commerciale, dal punto di vista dei molti esercizi, dei locali, dei ristoranti che possono cominciare a riprendere fiato dopo un periodo molto difficile. Noi invece ora ci colleghiamo con Alex Giuliano ed Erinda Chitesa, che sono non a Bassano come avevamo annunciato prima, ma sono a Marostica, perché oggi è Marostica, giornata di mercato, e noi andiamo di solito al mercato a sentire che aria tira. Quali sono le novità dalla Pedemontana oggi, Alex? Ciao Ferdinando, un saluto a tutti i telespettatori. Allora, si è conclusa da poco una conferenza stampa importante dell'ULSS 7 nella quale è stato annunciato che per la giornata di oggi sono sospese tutte le vaccinazioni di Moderna. Il motivo è molto semplice: era atteso l'aereo con la fornitura dei vaccini già sabato, l'aereo non è ancora arrivato e quindi oggi saltano ufficialmente 792 vaccinazioni, 324 solo a Bassano, 468 a Schio. Si tratta di un problema che riguarda solo la giornata di oggi, quindi già a partire da domani le vaccinazioni riprenderanno regolarmente con Pfizer, con AstraZeneca e con Johnson & Johnson. I vaccini Moderna, invece, la fornitura settimanale arriverà giovedì di questa settimana con 4.300 dosi, che sono quelle saltate, diciamo, la settimana scorsa, e quelle invece previste regolarmente per questa settimana. Tutte le vaccinazioni di oggi, chi doveva sottoporsi al vaccino Moderna riceverà una mail o un SMS dall'azienda sanitaria con già l'appuntamento rifissato allo stesso orario per il 26 di maggio. Piccola nota di colore: oggi doveva essere vaccinata anche l'assessora alla sanità Manuela Lanzarin, ma anche lei, insomma, vedrà il suo appuntamento spostato alla settimana prossima. Ci eravamo segnati effettivamente in calendario, perché ce l'aveva detto l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, che sarebbe stata vaccinata oggi quando hanno inaugurato l'Eurobrico di Bassano. Invece quindi anche l'assessore dovrà aspettare qualche giorno in più. Alex, allora noi ti teniamo giusto 30 secondi in più, perché sappiamo che avete parlato anche però con le attività commerciali, magari con le persone, un po' con i cittadini, per capire che aria tira con queste riaperture. Cosa vi hanno detto?
Assolutamente, permettimi Ferdinando di chiudere al volo il capitolo vaccini dicendo che tutte le seconde dosi saranno garantite e che proprio nella giornata di ieri l'ULSS 7 ha superato il 50% di persone vaccinate che hanno ricevuto almeno la prima dose. Quindi parliamo di oltre 168.000 persone che sono state vaccinate con sia la seconda dose che con la prima dose. Tornando a quello che mi dicevi e che mi chiedevi, noi insieme alla mia collega Erinda abbiamo girato per non solo il mercato ma anche le varie attività, i ristoratori e i bar di Marostica sono tutti assolutamente contenti, in primis che il coprifuoco sia stato spostato, sia stato prolungato di un'ora per il momento, poi insomma si arriverà a un coprifuoco sempre più morbido fino all'abolizione completa. Per quello che riguarda invece la prospettiva di tornare a pranzare e a cenare al chiuso, non c'è che dire, lo vedrete nei nostri telegiornali nel corso della giornata, perché tutti i ristoratori hanno un sorriso veramente incoraggiante, dicono finalmente si comincia a tornare a quella che tutti noi ci auguriamo possa essere una normalità. Tutti felici, tutti contenti, la speranza a questo punto è che insomma si arrivi poi ad arrivare in zona bianca il prima possibile per avere ulteriori libertà e meno restrizioni. Allora, ringraziamo Alex ed Erinda per questo collegamento. Naturalmente tutto quello di cui abbiamo parlato lo vediamo nel TG Bassano di questa sera. Grazie, buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi. Torniamo in studio. Allora, avete sentito, è una cosa... una reazione trasversale che va dal padovano alla pedemontana, dove baristi, ristoratori, esercenti sono decisamente contenti delle novità che arrivano dal governo. A Bassano però qualche sorriso in più si era visto già dai giorni scorsi, perché con la riapertura del Ponte Vecchio, del Ponte degli Alpini, che è avvenuta, lo ricordiamo, la settimana scorsa, il grande pubblico, la grande folla è tornata a visitare la città e è ritornata per vedere il Monumento Nazionale riaperto, che effettivamente fa la sua bella figura. Ne hanno risentito subito positivamente tutti i locali del centro, ma soprattutto quelli attorno al ponte. Noi siamo andati a dare un'occhiata e sentite che cosa ci hanno detto. Lo scorso venerdì il Ponte Vecchio è stato finalmente aperto e nuovamente restituito ai bassanesi e a tutti i suoi turisti. La città, nonostante il maltempo, è stata di nuovo presa d'assalto, ma questa volta con la possibilità di godersi lo splendore di Bassano e dei suoi scorci dall'alto del ponte. Abbiamo colto l'occasione di chiedere ai ristoratori e commercianti dell'area se hanno avuto una maggiore affluenza di persone il fine settimana appena trascorso. Sicuramente è stato migliore rispetto a tutti gli altri weekend precedenti, perché anche con la scusa che ha piovuto comunque c'è stato un grande afflusso, nel senso che le persone, un po' per la libertà, un po' perché appunto il ponte chiama, e hanno deciso comunque di venire. Si è già visto che la gente è venuta volentieri a vedere il ponte dopo tanti anni chiusi, e ho visto la gente molto felice di tornare al ponte, di poterlo passare, di poterlo frequentare. Abbiamo aperto i cancelli, signori, c'è stato veramente il solito weekend bassanese, quindi un sacco di gente, un sacco di ragazzi, e pare che sia tornato il bel tempo. L'afflusso delle persone è stato buono e siamo molto soddisfatti. Abbiamo notato un incremento notevole rispetto ai tempi passati. Considerate che sono 6 anni di sacrifici, e in questi 2 giorni abbiamo visto proprio un exploit di turisti, sia gente locale e anche turisti un po' da, diciamo, nord Italia. Il ponte ha sicuramente portato un afflusso di gente notevole. C'è un cambiamento sostanziale nel quantitativo e anche per quanto riguarda i turisti. Allora, dicevamo che le riaperture sono state accolte con soddisfazione da molte categorie, però c'è qualcuno che dice sì, bene, però ci aspettavamo di più. Ad esempio il sindaco di Jesolo dice: accogliamo una dichiarazione che ci arriva tramite l'ANSA. Accogliamo con favore la presa di posizione del governo Draghi a sostegno della ripartenza, che soprattutto in questo momento per le località balneari come Jesolo significa dare possibilità a imprese, cittadini, collaboratori di lavorare e di conseguenza di alleviare
le difficoltà delle famiglie. Bene, quindi la revisione del calendario del coprifuoco, 2 aspetti importanti, ma ci saremmo aspettati qualcosa di più. Lo afferma il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, sul nuovo decreto legge del governo Draghi che introduce le modifiche di cui abbiamo parlato fin qui. Non intendo sminuire l'importanza della gestione dell'epidemia dal punto di vista sanitario, dice Zoggia, ma alla luce del miglioramento dei parametri ospedalieri e del progresso della campagna vaccinale, un colpo di reni era auspicato. Per quanto infatti le ultime misure rappresentino un passo in avanti, attuate così a singhiozzo, continuano in generale nei potenziali ospiti un segno di incertezza e ritardano le reali possibilità di ripartenza. Allora, il turismo guarda con sì, un po' di soddisfazione, ma si poteva fare di più, si poteva soprattutto per l'arrivo degli ospiti anche internazionali cercare, secondo ovviamente le attività turistiche, di fare qualcosa di meglio in tempi più rapidi. Un tema che andrà sviscerato naturalmente anche non solo per la costa veneta, ma anche per le montagne e l'entroterra, perché sappiamo che l'altopiano di 7 comuni come le Dolomiti, tutta l'area montana veneta guarda con una certa apprensione all'estate che sta arrivando, perché dovrebbe essere l'estate della ripartenza, se ci saranno le regole per farlo, se no potrebbe diventare un problema. Noi chiudiamo la nostra informazione con i dati riguardanti l'emergenza coronavirus che sono arrivati poco fa in redazione. Li guardiamo assieme per la prima volta. Vediamo che siamo ben sotto quota 15.000 come attualmente positivi, e questo è la conferma che i dati sono in picchiata. È veramente importante questa informazione. Sono 227 i casi positivi riscontrati nella nottata in Veneto, sono 420.657 le persone positive al coronavirus dall'inizio dell'emergenza, sono 394.677 i guariti. Purtroppo sono da segnalare anche 11.499 decessi dall'inizio dell'emergenza. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che è sempre molto importante perché ci fa capire la situazione della sanità. Sappiamo che i parametri sono stati rivisti, quindi la sanità ha un valore molto più importante ora anche per la decisione di quelle che sono le fasce di rischio e le varie zone arancioni, bianche, gialle di cui saranno investite le regioni nell'immediato futuro. Sono calati anche qui i dati perché siamo molto sotto quota 1000 nel complessivo, sono 845 le persone ricoverate in area non critica, di cui 546 ancora positive e 299 che si sono negativizzate. Sono 114 invece le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 88 ancora positive, 26 che si sono negativizzate. Sono rispettivamente 27 in meno, ovvio è un bilancio negativo di 27 unità in area non critica, un bilancio negativo di 4 unità per quanto riguarda la terapia intensiva. C'è stato un decesso fino a quando questa casella non rimarrà in modo definitivo con 0 decessi. Purtroppo non saremo usciti dall'emergenza coronavirus. Noi torniamo in studio per ringraziarvi di essere stati con noi in questo nostro Focus TG, in cui abbiamo visto le notizie del Veneto in diretta. I nostri giornalisti ce le hanno presentate. Tutto quello di cui abbiamo parlato ovviamente lo vediamo nei telegiornali TG Bassano, TG Vicenza di questa sera, negli altri telegiornali delle nostre emittenti. Ringraziamo Fabio Verin per la regia, vi auguriamo una buona giornata.